E qui troviamo anche il mango, quindi un'azienda locale siciliana che produce mango. Sì, sì, siamo Bioagrifutura di Sant'Agata di Militello, in realtà abbiamo anche a che fare con acque dolci e Torrenova, dipende diciamo dal frutto, però sì, siamo come base a Sant'Agata di Militello. Facciamo vedere il mango e qui vediamo che c'è la possibilità anche di gustarlo. Qual è intanto il periodo di raccolta? Allora, noi stiamo raccogliendo in questo momento, parte da diciamo, inizio agosto, in realtà quest'anno ha un po' anticipato perché comunque tra tanti fattori tra cui il clima ma anche appunto le temperature hanno permesso di diciamo, anticipare un po' la raccolta, un bene, ma non troppo perché comunque se ritarda poi ci rimane per più tempo durante l'anno, anche in periodi tra virgolette improbabili per questo frutto che è relativamente estivo, in realtà va anche a protrarsi per esempio a ottobre fino anche a novembre, dicembre, dipende molto dalla varietà. E anche il caffè protagonista in questa seconda edizione di Amoni Festival, un caffè naturalmente siciliano. Sì, buonasera a tutti, grazie per la possibilità di essere in questa iniziativa, è la prima volta che noi veniamo e ci onoriamo di essere qua a rappresentare anche un po' l'industria del caffè e l'artigianato anche siciliano che ci permette di poter avere anche noi una bella fetta di realtà sulla trasformazione di questo benedetto prodotto che ogni giorno ci gustiamo e degustiamo, sia a casa che fuori casa. La Ionia è un'azienda che penso che ha una sua bellissima storia da 60 anni, ha conquistato grandi fette di mercato, ora un po' si è rivoluzionata all'interno della propria produzione per cambiare immagine con un prodotto più di qualità. E qui troviamo un'altra azienda presente ad Amoni Festival, voi avete prodotti biologici? Sì, noi siamo un'azienda, una piccola azienda fattoria sociale su Motta da Fermo, produciamo in biologico genuino e siamo qui appunto presso Amoni per far conoscere la nostra realtà che si avvale anche non soltanto di una produzione primaria ma anche di tutta una serie di attività connesse come l'apididattica, diciamo, attività legate anche all'aspetto ricreativo dell'agricoltura. Voi portate avanti un'agricoltura sociale? Sì, noi ci occupiamo principalmente di agricoltura sociale, ovvero inseriamo all'interno della nostra attività soggetti fragili, dagli anziani fino ai ragazzi con disabilità, anche se io nello specifico sono un'educatrice professionale e mi occupo proprio di soggetti fragili come minori messa alla prova con problematiche proprio legate all'utilizzo di sostanze stupefacenti. E qui un'altra azienda siciliana che propone il pistacchio. Pistacchio di Bronte, sì. Gramar è un'azienda, giovanissima azienda siciliana dove nel rispetto di antiche tradizioni, di ricette siciliane elabora la realizzazione di pesti e di creme. Nella lavorazione proprio della frutta secca, per la passione della terra e nel rispetto appunto di antiche ricette siciliane si passa alla produzione di pesti e creme. Il pistacchio è molto apprezzato, soprattutto anche all'estero, e poi lo troviamo dappertutto, nella cucina, nei dolci. Sì, infatti il pistacchio di Bronte ormai è molto apprezzato, sia in cucina che in pasticceria, è un prodotto che si presta benissimo nell'elaborazione appunto di dolci e di piatti salati e si accompagna molto bene sia alle carni che al pesce. Qui lo vediamo pronto per essere gustato anche così. Sì, proprio questo è il pistacchio naturale, non tostato e non salato, proprio perché viene apprezzato così allo stato naturale. E qui troviamo anche una novità, la torta cannolo. Intanto ringraziamo l'amministrazione di Torrenova perché ci ha permesso e ci ha invitato in questa manifestazione veramente importante, forse unica in Sicilia perché parliamo di stand nazionali con buyer nazionali che ci vengono a trovare. Presentiamo la torta cannolo che è una vera novità, che non è altro che un biscotto tipo cheesecake, la differenza è che è a torta e quindi prende tutta la circonferenza. Si chiama cannolo perché ha la ricotta dei cannoli all'interno e che rende il prodotto molto buono, quindi non c'ha panna, non c'ha formaggio se non veramente la ricotta. E poi sopra c'è una patina di o gianduia o di pistacchio o di frutti di bosco o di limone che viene fatta tutta da noi. Conservato in frigo e a 7 giorni di scadenza da quando viene scongelato perché il prodotto in origine viene abbattuto e poi surgelato. Il rivestimento in superficie ha diversi gusti. Diversi gusti, certo. Qui vediamo un mandarino, vediamo una gianduia e sotto vediamo un frutto di bosco, tutti fatti da noi comunque.
Poi non può mancare il classico cannolo, qui vediamo la scorza del cannolo, voi siete produttori. Sì, siamo produttori della ricotta veramente, non della scorza. Noi lavoriamo la ricotta fresca, poi la confezioniamo in sacca a poche, la mettiamo nelle confezioni e facciamo il famoso kit fai da te, viene composto a casa da parte del cliente.